afternoon. Hello everybody. Hola amigos. ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias. Sono da sola. Salve a tutti, sono la Linda Pani, normalmente sono qui in compagnia insieme al principe Maurice, ma il principe Maurice è sparito, non so dove sia, sono veramente molto arrabbiata, mi ha abbandonata e io sto vivendo un dramma in questo momento. Ho cercato anche magari dei ranocchi da baciare, ma non è successo niente, quindi se trovate qualche ranocchia, qualche brutta ranocchia, ditemelo, portatemela qui agli studi di Tele Venezia, così magari recuperiamo il principe! Ranocchia sarà tua sorella. Quella che non ho. Principe. Sì, appunto, per quello mi permetto. Che cos'hai in faccia? Sono stanco. Sei stanco? No, ti sei messo gli occhiali per nascondere gli occhi di chi ha fatto la baldoria tutta la notte? Esatto. No, non ci posso credere. Principe, siediti, accomodati. Da dove sei stato? Una dormeuse, una... Vuoi un divano? Vuoi fare un pisolino? Un divano, tua sorella. Una dormeuse. Cosa sarebbe la dormeuse? Ma non posso dirlo, se non sai cose non No, posso. no, preferisco non saperlo. Però, principe, dove sei stato? Davvero, dove sei stato? Ma lo sa tutto il mondo dove sono stato. Ma lo voglio sapere anch'io. Ieri c'è stata la prima delle serate a Cavendramin Calergi, Venezia, Imaginarium, il gala ufficiale del Carnevale. Hai capito, ma non è che per caso posso venire anch'io, mi imbuco, scrocco la cena? No, io voglio che venga anche tu. Ah, ok. Anche perché domani non abbiamo la diretta, cominciamo il 24. Quindi possiamo fare la baldoria, facciamo la baldoria, va bene. Per un momento penso... È stato bellissimo, è stato bello. Meraviglioso. Davvero, ti sei divertito? Sì, tanto. La cena, certo, dopo cena? Sì, no, beh, io non ceno, io faccio spettacoli, basta. Io mi nutro d'amore e di fantasia. Ok. E devo dire che veramente è qualcosa di straordinario. Questo concetto dell'Imaginarium, Antonia Sauter, che è direttore artistico di questo evento, l'ha reso veramente in maniera splendida. Io sono felice di poter fungere da trait d'union entre les situations, in quanto maître de cérémonie. Hai capito, bravo il nostro principe. Comunque la rana brutta io sarei proprio. Sì, proprio la più brutta che trovate, se la baciate si trasforma nel principe. Poi... Io vorrei dire una cosa riguardo a questa leggenda, perché è proprio vero, è proprio così. È così? Sono stato baciato da una principessa che però non era illibata. Ah, e quindi è per questo che ti sei... Questo. Hai capito, hai capito. Guarda, stanno passando le immagini... Sì. Ah, eccomi, ecco lì nei panni di Salvador Dalì in versione festaiola, le appassionante, insomma, non voglio spoilerare perché vorrei che, insomma, chi è all'ascolto, chi ci sta guardando e ha la possibilità possa godere delle sorprese, perché gli eventi, le feste, qualsiasi tipo di evento di festa funziona se ci sono delle sorprese a ripetizione. Più sorpresa c'è, più c'è intrigo e più c'è divertimento. Certo, tanto dopo comunque andremo magari nello specifico e racconteremo. Ammazza come sei bello! Col baffo. Col baffo, ti ha baciato qualche principessa prima? Coi baffi, sì, Coi baffi, te li ha lasciati attaccati. Ok, no, perché non si spiegherebbe tutta questa bellezza improvvisamente. Dai, allora andiamo al Carnevale di Venezia 2022, Remember the Future. Noi siamo la versione in studio in questo salotto, ovviamente, però il Carnevale è reale, è tangibile, è concreto ed è per le piazze, ed è per le calli ed è per i campi. Infatti ci sono i nostri inviati, i nostri carnival speakers in giro ovunque, tante sorprese, tanti eventi, tanti spettacoli che adesso affronteremo e vedremo pian piano. E vorrei anche dire una cosa, oggi è domenica. Ah sì? Che cosa c'è la domenica? No, cosa c'è la domenica, principe? Bisogna andare a messa la mattina. A messa? Chi ci crede, insomma, io ci sono le partite. Ah, e quindi? Ok. E sarebbe la domenica del volo dell'angelo oggi. Ah, oggi è una domenica importante, principe. Quest'anno non sarà possibile realizzare il volo, quindi non ci saranno voli, però chissà che il prossimo anno, e sicuramente sarà così, siano magari ancora più spettacolari, ancora più belli, anche se è difficile. Ne butteremo giù una decina tutte insieme. Tutte insieme, tutte 12, tutte 12, le buttiamo giù tutte 12. Una sola però avrà l'imbragatura. Una sola, e bisogna andare al centro scommesse e scommettere quale si salva. No. Sarebbe, cioè, qualcuno che sta prendendo nota di queste idee, no? Perché può funzionare, no? Una specie di lotteria. C'è la nostra regia che è attentissima. Che ha fatto così.
Allora, ma grandissima. c'è un video delle Marie da far vedere? Non lo so, no, dopo, non penso, forse? casomai dopo ci ritorna. La nostra regia è triste perché voleva metterlo. Ah, Dai, ok. allora diciamo i nomi dei nostri carnival speakers inviati Sì. in giro per tutte le città, perché devi sapere che oltre a Venezia e Mestre, che abbiamo insomma anche visto nelle puntate precedenti, si sono aggiunte anche Zelarino e Favaro. Quindi abbiamo Diego, Elena, Alice, Giorgia, Milena, che è a Piazza San Marco, lei è privilegiata, Sofia, Anna Laura e Ottavia. Quindi tutti i Wonder Points insomma sparsi per la città metropolitana di Venezia e con i loro eventi che voi potete trovare andando sul sito www.carnevale.venezia.it. Lì ovviamente c'è scritto tutto tra oggi e ieri, e poi tutta la settimana grassa potete scegliere quello che più fa al caso vostro. Scusate, ma sono contento perché è andata in automatismo, sta facendo tutto lei, grazie, perché almeno io posso godermi la mia stanchezza. Ma è una stanchezza bella, una stanchezza soddisfacente, sto benissimo. Fra poco mi ripiglio, magari in qualche pausa, in qualche momento prenderò il 13° caffè da quando mi sono svegliato. Mi fa più effetto nulla ormai. È che sto invecchiando. Stai invecchiando. Te l'ho detto ieri, dovresti cominciare a pensare alla pensione. Ma che pensione? Cominci ad avere una certa età adesso. Grazie. Cioè, dopo qualche secolo sarai pure stanco anche tu. Oggi ho visto, tra l'altro venendo qua, perché io vengo da Venezia come sapete, ho visto delle maschere e c'erano dei vampiri diurni. Dei vampiri diurni? Che non so per quale privilegio non si incenerivano. Non sono le allucinazioni della stanchezza? Forse sì. Che tra l'altro, scusa, dicevi? Stavi dicendo, ti ho interrotto. Non si sono inceneriti perché i vampiri non possono andare di si sciolgono tipo. Lo guardate come... Ah, però, l'evoluzione della specie. Vero. Con chi ci colleghiamo? Siamo in collegamento, regia? Abbiamo Zelarino con Ottavia, che dopo tenterà anche di andare ecco, a Favaro. Il teatrino di Zelarino. Ciao Ottavia, ci senti? Batti un colpo se ci senti. Io vi sento, voi mi sentite? Ti sentiamo in lontananza, adesso vediamo se riusciamo a vediamo se risolvere riusciamo questa piccola... ad avere l'audio anche qua. Si sta preparando un artista, l'ho visto, è in pigiama. Sì, volevo farvi quindi anche lui ha fatto Hanno fatto la baldoria appena come... svegliato. Era con te a Cavendra Vincalergi ieri Adesso sera. guardo, se lo riconosco si può anche fare. Se mi sentite, allora, volevo farvi vediamo, Ottavia, tu conoscere continua a parlare perché una stanno persona. cercando il tuo volume qua dentro, almeno ti sentiamo anche noi. Pronto? Dicevo che se mi sentite, volevo intervistare o insomma fare una domandina e farvi conoscere Lidì, che è una delle componenti del Circo Patuff. Se mi date l'ok, Ok, ci siamo, vai, abbiamo risolto. Eccoci. Allora, volevo farvi conoscere una persona, vi va? Vai. Certo. Entro, Oh, Permesso. Elia. Cari, che belli, ciao, salutaceli, chi sono? Siamo in diretta con Linda Pani e il principe Maurice. Ciao, buon pomeriggio. Che belli. Si stanno Questo è il preparando. loro backstage. Ah, ma allora era in mutande davvero prima il ragazzo, adesso si sta vestendo, si è Ok. svegliato. Ah, ok. Avevi visto visto giusto. serata anche tu perché prima eri in pigiama. Le ore piccole loro fanno. Beh, certo, altrettanto. Comunque, volevo chiedervi se mandate un messaggio, insomma, a coloro che ancora non hanno visto il vostro spettacolo. E cosa stai aspettando? Cosa sono? A casa il pigiama con te? Fuori di testa! E non si può! Gente, fuori! Uscite! Pazza! Tra poco qua a Zelarino ci sarà Lidì. Sì, sono Si esibirà, quindi mi raccomando, tutti quelli che possono, connettetevi oppure venite qua in presenza a seguirla. Non abbiamo sentito molto, ma il modo in cui pantomima Ciao. è delizioso. Sì, è veramente Per cui carinissima. sicuramente è uno spettacolo da vedere e da sentire possibilmente. E loro di che cosa si occupano? Scusaci Ottavia perché noi non sentiamo bene, quindi siamo curiosi di sapere in che cosa si esibiscono Sì. sostanzialmente. Qual è la loro Loro specialità? sono una compagnia. Loro fanno spettacoli di acrobazie, sono clown Zip, è proprio un clown, fa
uno spettacolo di equilibrismo. Ecco, vi posso anticipare questo. Bello. E invece la ragazza è anche lei una clownessa, chiamiamola così? Sì, direi di sì. è anche Sono molto rare le donne una clown nella clownessa. storia Sì. del circo, però quelle poche che ci sono state hanno Loro avuto successo diciamo, enorme. Dimmi. nel Circo Patuffe sono in 7, sono 7 amici. Oggi si sono separati, sono un po' in giro per tutti i Wonder Point. E noi siamo qua con loro 2. Bello. Quindi sono la stessa compagnia che però si è sparsa, diciamo, quindi si sono divisi per portare Sì, un po' comunque, ovunque. ecco, prima l'ID diceva, insomma, invitava tutti quanti adesso che si può, insomma, ad uscire, a venire a vederla e a godersi il suo spettacolo, Certo, adesso che ce n'è la possibilità, insomma. è bello che ci sia un po' in giro dappertutto, anche per chi non se la sente o non ha modo di venire a Venezia, di poter godere di qualche spettacolo. Certo, certo, perché se uno non ha la possibilità, insomma, di venire proprio a Venezia, Che sono gli almeno... stessi che ci sono anche in città, certo. quindi è tutto distribuito e tutto democraticamente Sparpagliato. sparpagliato sul territorio della Serenissima. Perfetto, grazie mille Ottavia. Ciao Ottavia, grazie. Grazie, buona visione. Ciao ragazzi. Grazie. Allora, ieri siamo stati a San Marco, no? Un bel po', perché c'è questa installazione, come dicevamo, non c'è un palcoscenico, non ci sono spettacoli che accentrano l'attenzione sulla piazza, però c'è questa installazione che sta avendo un grande successo. Anche perché la gente c'è. Certo, per far partecipare le maschere, che pure sono numerose, al concorso, che si svolge però quest'anno in maniera molto particolare, descrivila tu, perché è tecnologica, è molto intrigante. È in maniera ed anche l'installazione virtuale stessa. Esatto, un po' come Remember the Future, no? Quindi alla fine il tema certo. torna sempre, perché si tratta del passato, quindi una tradizione come il concorso della maschera più bella, che però si segue anche il passo con i tempi, quindi segue anche il futuro. Il futuro in questo momento la tecnologia è il virtuale, ed oltre alla modalità di partecipazione che adesso vi spiego, anche la modalità di votazione, quindi anche di premiazione, sarà virtuale. Da parte vostra, che ci state seguendo, anzi diffondete il verbo e guardateci in tanti, perché questo è l'occhio indiscreto e simpatico sull'evento più bello del mondo, certo, il Carnevale di Venezia. Quindi cosa succede? Quindi succede questo: se si ha il tempo di prendersi in anticipo e quindi registrarsi con un dovuto anticipo, sul sito del Carnevale di Venezia, che ricordo essere www.carnevale.venezia.it, c'è la sezione dedicata al concorso della maschera più bella. Basta iscriversi lì e poi ci si presenta direttamente in piazza San Marco. Se invece si è in passeggiata per Venezia, all'ultimo momento si decide di mettersi in gioco, basta recarsi lì dove c'è per l'appunto questa piattaforma, questa pedana, ci sono un po' insomma di carte, di burocrazia, insomma, da compilare, da firmare. Ma poca roba, è molto semplice. Sì, è molto semplice. Abbiamo chiesto ieri, abbiamo indagato, in realtà è tutto abbastanza anche facile. Anche gli stranieri bene. riescono tranquillamente, e con un QR code appunto si può partecipare, ti fanno salire sulla pedana, ci sarà un telefono che ti gira intorno a 360 gradi, che quindi capta tutti i dettagli del tuo costume, e poi sul sito del Carnevale potete trovare tutte le maschere, e con il massimo di un voto a testa è possibile votare la preferita. Come funziona esattamente questo? Perché non sono ancora riuscito ad andare sul sito a vedere. Cioè c'è una sezione dedicata, e ti appaiono le foto e le immagini a 360 gradi? Esatto, ed è possibile votare soltanto dalle 18 alle 17 del giorno successivo. Beh certo, perché quindi, giorno per giorno. Per giorno, e quindi dopo si raccolgono i voti e si scopre giorno per giorno chi sono le maschere vincenti. Dai, poi... fatelo, visto che lo si fa ormai abitualmente in quasi tutti i programmi televisivi, eccetera. Io trovo il famoso televoto. No? Esatto. Io trovo che sia veramente una cosa simpatica, perché poi immagino, credo, adesso ancora dobbiamo capirlo, la rosa dei vincitori verrà poi ulteriormente selezionata da una giuria qualificata, della quale farò parte anch'io. Quindi sono molto curioso di vedere, e già vorrò, almeno credo, non lo propongo testè. Ok, anche perché so che tu hai a cuore questo questo il evento. format della finale del concorso è sempre stato mio, e la mia delizia era proprio quella di vedere nel dettaglio i costumi, nel verificare, perché
Il Carnevale di Venezia non è fatto di grandi installazioni, sì certo i palchi sono sempre stati belli, le scenografie, volevo ricordare la direzione artistica di Massimo Checchetto che è anche il direttore della scenografia del Teatro La Fenice, quindi figuriamoci. È uno che se ne intende. È uno che se ne intende, però è fatto anche e soprattutto da queste maschere, da questi costumi che sono veramente da godere nel dettaglio, quindi da vicino, è più interpersonale. Sì, anche perché è uno scambio vero e proprio tra l'osservatore e chi indossa l'abito, quindi assolutamente. Allora io direi di collegarci, di provare il collegamento. Ah, allora, questi sono di ieri. È stato di successo dire guarda quanta bella, mamma mia. Quanta gente ha partecipato. Ecco, ricordo alle persone che la mascherina si può evitare di tenerla se si è abbastanza, però se ci si assembra magari rimettetela per cautela, non si sa mai. Sì, per buon senso sì. Ecco, queste sono le immagini di ieri. Oggi ho visto comunque molta gente che si muoveva e molti avevano la mascherina. Diciamo che questa sensibilità va curata perché c'è il tentativo di tornare alla normalità, bisogna ancora stare un pochino attenti e credo che la gente abbia capito e sia un po' più serena ma al tempo stesso attenta. Qua sono contributi, cosa succede? Continua ad osservare le regole. Adesso qui siamo a Mestre, contributi guarda. Sempre di... Che carina che quella bimba! Amore, guarda c'è anche Spider-Man, guarda, i bambini come supereroi certamente, guarda come sono felici, il carnevale è atteso tutto l'anno ma non solo dai bambini, anche dagli adulti, quindi è veramente una cosa universale che unisce tutti quanti, è veramente bellissimo. Guarda, così almeno vediamo che cosa, perché noi siamo qua in studio, no? Noi vediamo tutto quello che succede tipo a sbuffi, però non siamo lì fisicamente a vedere cosa succede, quindi insomma vedere questi contributi almeno ci aiuta a capire cosa sta succedendo. Certo, molto molto bello, vorrò fare un salto anch'io a San Marco, sai? Perché proprio questa cosa della maschera mi intriga molto, ma non voglio spoilerare nulla, può darsi che succeda, può darsi che no. Voi state con noi così capirete che evoluzione avrà questa diretta che sarà sempre più bella e composita. Sì, basta che non mi abbandoni regia. però. Basta che... Dai, allora sì, intanto allora ce l'abbiamo Milena. Sì, allora dato che stiamo parlando per l'appunto del concorso della maschera più bella di San Marco, colleghiamoci con la nostra Carnival Speaker Milena che si trova proprio lì. Milena, ci senti? Ciao Linda, ciao Principe. Ciao cara. Come Buon stai? pomeriggio da Piazza San Marco, adesso tutto bene, ci sono delle maschere veramente bellissime e partecipano anche i bambini. Hai capito? Adesso C'è siamo in qualcuno che attesa sta per delle salire prossime adesso? maschere Sì, sono qui che stanno completando l'iscrizione e li aspettiamo sul palco tra pochissimo. Sono molto contento che ci siano svariate maschere, ma quest'anno avrei voluto che ce ne fossero di più. La gente deve cominciare veramente a capire che la festa del Carnevale di Venezia è la festa della gente, la festa del popolo che finalmente si può divertire a essere quello che magari ha sempre sognato ma mai potuto, che è proprio la natura stessa del Carnevale. Ecco, guarda che bella questa coppia. Che carini. Vedi? Poi mi piacciono anche i gruppi. Oggi a pranzo ero in un ristorante dove c'era una tavolata tutta in maschera, è stato molto bello e questo è il bello, quando la gente va in giro, si sente protagonista, fa le sue cose quotidiane ma in un modo diverso, in un modo giocoso e mascherato. Adesso quindi cosa succede? Gli gira intorno il telefono? Sì. Se vedete si sta per muovere, ecco adesso si muove e gira intorno questo telefono. Che continua quasi a quasi cercarlo. girerebbe, tipo il telefono mi prende di qua, io giro così, vedo solo così. Davanti, no, invece bisogna vedere. Bisogna vedere tutto a 360 gradi. Perché la signora non è così giovane, quindi magari non ha Principe, la vedo io che so tutto. Hai già captato, hai già fatto il radar? Anche tu non sei così giovane come dici. No, ma infatti questa è l'elisir di lunga vita. È perché mi mantengo giovane, ma in realtà non sono poi così giovane. Non qualche secolo come te, però fra poco. Più o meno. Ecco, e quindi adesso c'è questa che manda... Vedi che fanno vedere non soltanto il ritratto, ma proprio tutto il giro 360 gradi. È giusto, perché si colgono anche i dettagli, ma no? non ero sicuro. E sono proprio contento che sia così, perché almeno si capisce come funziona, anche chi è lì che aspetta di passare si rende conto.
Bello, mi piace molto. Ma non c'è nessuno che ha ancora rubato quel telefono attaccato al braccio? No, è tutto molto blindato. Penso che il telefono lo portino via. Ecco un'altra coppia. Eccoli. La pedana è stata fatta forse per maschere singole, però sai, le coppie possono Giustamente, anche... se sono insieme perché magari sono in abbinata è giusto che partecipino. Ecco, voleva mettersi a questa accoppiata. parte perché la maschera è più bella sul lato destro che sul lato sinistro. Quindi Sì, come tutti le donne che abbiamo il fanno- profilo... Esatto, sì, la maschera è più bella. Esatto, perché il Siete mio tremende, sì. profilo migliore è questo. Sì, anche il mio. Quindi come facciamo? Quindi come... niente, uno dei due si deve sacrificare, principe. Ma mi sacrifico io tanto. No, volevo dirti che sei veramente bella di persona, ma ancora più telegenica, eccetera, eccetera. Grazie. E sottolineo l'eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Non scendiamo nel dettaglio perché Guarda, ovviamente no, ma poi mi dovremo piace andare in tantissimo. fascia Guarda, protetta. guarda gli effetti. Vedi il fumo fuori, è divertente sta cosa. E lei che, insomma, non è che faccia così caldo, però per attitudine si sventola. Io amo quando qualcuno è talmente convinto da interpretarsi. È giusto Questo che sia è lo così. spirito. La città è un grande teatro e ciascuno di noi è attore, attrice e protagonista. Bello? Ci piace? Ci piace, Milena. Riesci a fermare qualcuno, Milena, per fare delle domande da dove vengono, se hanno realizzato i loro costumi? Prova a placcare qualcuno. La security, non so. Che comunque ne sa. Arrivano. No, chiedevate prima della pedana. Perché non Ci vai, stanno fino a 2 persone. vai nella fila delle Siamo in persone? diretta sui canali del Carnevale. Posso Ah, eccoli. farvi un paio di domande? Eccoli. Poi da dove venite? Noi veniamo da Imola. Vengono da Imola. E come Il avete fumo da scelto dove questi viene? costumi? Ah, ha un, non so se hai visto, ha un tubo. E da dove viene? Dov'è che ha la riserva del fumo? La inserisce così, vedi? Dov'è? Con quel Dove è tubo. nascosto l'origine del fumo? Da dove viene? Bellissimo, ma da dove viene? È misterioso. Ah, ce l'ha in tasca. Ah, forse sì. Più quello che ci ispirava. E a me è sempre piaciuto questo stile steampunk, allora ho deciso di provare, diciamo. Bello. E lo stesso per me, Di a questo ragazzo che mi piace molto l'effetto che ha creato col fumo. Per usarlo al carnevale. Dallo studio vi fanno i complimenti e soprattutto è stato apprezzato l'effetto del fumo. Fantastico, Ci tengo a grazie precisare mille. che ha fatto tutto lui. Sì, tutto fatto a mano. Come nella Fatto a vera e mano, propria anche tradizione il fumo, Steam. sottolinea. Grazie mille. Bravo, ha molto Bellissimi, senso, bravi. bravi, simpatici e salutate Imola quando tornate. Imola, famosa città che viene Autodromo. sfruttata quando si legge il codice fiscale, che quindi si dice lettera per lettera, o quando si gioca nome, cose, città, colori, frutta Ma cantanti. scusa, è carnevale, dobbiamo far festa, tu mi hai il codice fiscale, cioè mi hai smontato il codice fiscale. Ma Con il codice fiscale, se tu hai la I nel codice fiscale? Prova a pensarci. No. Lo sai a memoria il codice fiscale? sì, ma non lo dico. No, non serve che lo ma a parte che si può risalire, però ce l'hai la I. Quando No. lo devi dettare... Non ce l'hai? No. Non ce l'hai? Io per esempio... No, non ce l'ho la I. E allora? Non si dice nello spelling del codice fiscale. Nello spelling, Che studi hai Imola. fatto? Io liceo, Ragioneria, cioè liceo linguistico, ma e per cosa c'entra niente. col codice fiscale? Scusate, è Ah, una il codice gag, è fiscale. una gag che adesso ci arriva la Guardia di Finanza subito e vediamo che cosa succede. Perché quando uno deve fare lo spelling c'è la lettera Non I, andiamo. dice Imola. Va Ah, ok, bene. quindi Ah, è niente vero, Campo la San Guardia di Polo. Finanza ha una bellissima sede in Campo San Polo, ma non andiamo là. Salutiamo le fiamme gialle, siamo un Ciao, pomeriggio. Dossel, ma- grazie di tutto quello che Siamo fate. tutti in regola. Ma, è perché vi vogliamo bene che vi citiamo. Ma Campo Santa Maria Formosa è bellissimo, io te l'ho già detto che ho abitato lì per un periodo e sono molto affezionato a quella zona lì. I miei genitori si sono sposati lì. Dai, Sì, e io non ero ancora in progetto però. Va bene, allora ci colleghiamo. è stato un errore. È stata una svista. Cioè no, almeno quando si sono sposati nel 25 aprile, il giorno di San Marco del Che 90. bello! Certo. Santa Maria Formosa è un campo che ha cioè rievoca tante parti della storia di Venezia con la famiglia Cappello, Bianca Cappello era il palazzo Cappello lì vicino, i Cappello erano
protettori, diciamo, di questa basilica di Santa Maria Formosa, quindi tu sai che Bianca Cappello è stata la madre di 3 regine, credo. E di un principe no? Tu No. che hai qualche secolo, no? Non è tua madre? No. Che tu Tutte sappia? donne, tutte donne. Però tutte regine. Tutte regine, ok. Allora, ci colleghiamo in Campo Santa Maria Formosa. Chi c'è in Campo Santa Maria Formosa? Giorgia? Ok, Giorgia, ci sei? Giorgia! Portafoglio. Sì, mi sento, mi sentite? Sì. Che succede In questo lì? caso lo spettacolo è offerto dal comune di Volturno. Siamo qui con Gerard Filipposo e lo spettacolo La Corda. E quindi dirò alla vostra Adesso mano destra sta per finire il suo numero. fare un forte applauso a E tutti voi, vedrete ai volontari, diversi alla bambini security, e agli adulti. organizzatori e tutti quelli che si sono presi un grosso rischio. Grazie. Ma è finito lo spettacolo, Giorgia, o sta per cominciare? Sulla mia destra. Adesso sta Perfetto, per quello finire. bianco. C'è l'ultimo numero. Benissimo, che lo come guardiamo, vedete- dai. Guardiamolo. Ok amici, ora lo facciamo davvero. Ci siete? Se lei un po' più indietro è più sicura, a parte gli scherzi, che sta mai. E tu un pelino, ecco, perfetto. Insieme l'ultimo e... Oh mamma! Bravo! Applaudiamo anche noi da qua, Giorgia. Bravissimo! Tu sai che un tempo lo svolo del Turco non era tanto un volo quanto proprio un passaggio su una corda dal campanile alla loggia del Doge di Palazzo Ducale. Esatto. Quindi era un funambolo. Era un funambolo, lo so. Quindi è un'antica arte di equilibrio che è veramente... Bravissimo. Bravo, e poi riuscire a far giocoleria col fuoco e stando in equilibrio sulla corda. È ulteriormente Bravo, difficile. bello, ci piace. Devo dire, ripeto e ribadisco che la qualità di questi spettacoli di strada è straordinaria. Bravo, applaudiamo anche noi da qui. Pensavamo Grazie. che si fosse un po' persa, no? No, Quest'arte. invece no. Invece c'è in giro per l'Europa, anche per l'Italia, più o meno. E naturalmente poi ci sono anche delle regole, no, che pongono dei limiti a questi artisti. Secondo me non è neanche giusto, ma a Carnevale in particolare il Doge proprio apriva il Carnevale dando libertà di esibizione in ogni angolo della città a tutti gli artisti di strada dell'epoca. Dell'epoca, eppure lo stiamo facendo ancora adesso, quindi io faremo trovo ancora. che sia magnifico che si conservi, insomma, quest'arte. Sì, anche perché non è poi così semplice, sono molto studiate, ci sono artisti che sono veramente notevoli, però che decidono di offrire la loro arte così, in maniera estemporanea e spontanea, anziché a teatro, magari perché non sono riusciti a entrare in un teatro, ma la vita è un teatro, tutta la Certo, vita. la E la città strada di Venezia, soprattutto. Caspita che teatro Più meraviglioso. teatro, più se teatro faccio l'artista di strada a New spettacolare. York è bello, senz'altro, ma vuoi mettere a Venezia? A Venezia, che è un teatro a cielo aperto E questo è il praticamente. nostro carnevale. Ricordo tra l'altro che per l'appunto per vedere gli spettacoli dell'arte diffusa che sono in giro dovete andare su www.carnevale.venezia.it alla sezione degli eventi, quindi Venezia Wonder Time, tutta l'arte diffusa in giro dappertutto, potete trovare veramente qualsiasi cosa, soprattutto la settimana grassa che è bella grassa, bella piena, bella intensa, bella piena di spettacoli. Adesso con chi ci colleghiamo? Da regia. Oh. Questo è il tuo momento, Allora, principe, vai. il Carnevale di Venezia è anche cultura. Da un po' di edizioni che c'è la parte culturale dedicata, certo, sempre a qualcosa che ha a che fare comunque con la filosofia del Carnevale, ma che ha uno spessore anche un pochino più importante, serio, storico, filologico o anche innovativo. E qua c'è adesso questa iniziativa, guardate che meraviglia! L'atelier Pietro Longhi alla Scuola dei Carmini, vero? Ah, pronto, ci senti?
Elena, ci senti? Elena, Ciao principe, ciao Linda, vi sento, sì. Eccoti, puoi parlare, vero? sentite? Non è che devi stare in silenzio come fossi... Sì. Ok, allora raccontaci dove sei. Siamo collegati dalla scuola Grande dei Carmini, siamo alla scuola Grande dei Carmini, vicino a Campo Santa Margherita. sì, E più specificamente siamo nella sala capitolare. Questa sala è bellissima perché presenta tantissimi dipinti del Tiepolo. certo. La conosco ed è un gioiello meraviglioso la Scuola Grande dei Carmini. È proprio bella, una sala più bella dell'altra. È proprio... Tra l'altro è proprio votata la Scuola Grande dei Esatto, è Carmini ad proprio- eventi culturali anche musicali. Fanno un evento di musica barocca estremamente Bello. interessante sotto, nell'atrio sotto. Questo invece siamo al primo piano, vero? Sì, esattamente. Allora, spiegaci un po', dunque sono le maschere proprio della per il commedia carnevale. dell'arte, giusto? Sì, e siamo... Sì, durante Arlecchino, Colombina, il carnevale Brighella. adesso hanno organizzato... E abbiamo anche Pantalone. E Pantalone. Tu sai che tutti questi caratteri che poi sono diventate maschere in realtà erano persone prese dalla realtà, capito? Dalla quotidianità. Arlecchino Sì. è uno Zanni, è un servo, Colombina anche, Pulcinella pure, Sì. e li hanno presi in base, diciamo, alla ripetitività di certi atteggiamenti tipici di quella Caratteristici. categoria, caratteristici, e li hanno iconizzati in una maschera, dando loro anche l'espressione adeguata attraverso le maschere di cuoio inizialmente e poi di papier-mâché, che dava l'idea. C'è il cornino, guarda che c'è il cornino, di solito è presentato come, vedi, guarda su, come una specie di bernoccolo, invece questo è proprio un corno. È divertente questa, perché Arlecchino deve avere il bernoccolo, chiamiamo, no? Questo invece è il cornino, andrò ad indagare perché. Lo chiederei proprio a Francesco. se riuscissimo a trovarlo, a Francesco Brigi. Tu riesci a trovarlo? Riesci a vederlo, Francesco? Lo scoviamo. Ecco, queste sono Eccolo! novità. Ciao Francesco, ma Brigi, ci sente lui? Prolonghi. In persona, ciao a tutti. Ciao, Fra- Francesco! Tutto bene? Ci sente lui? No, non può Ti sentirci. saluta. Oh, grazie. Ringrazialo Allora, perché gli bellissimo. abiti che indossiamo sono suoi, Ecco, se sono tuoi io lo voglio questo perché mi sento molto fico. Anche io, lo rubo. Francesco, te ne accorgi se non te lo riporto indietro? Chiediglielo. Sì, Ride. se se ne accorge, se non gli riporta indietro l'abito. Me la colgo sì. Grande Francesco. Faccio un buon uso. Invece raccontaci, digli di raccontarci come è nata questa iniziativa e che cosa significa per lui, per la sua carriera, che ha già fatto comunque tanti eventi importanti e culturali, essere in mostra in una location così prestigiosa, e che ce la racconti un po', dai. Dicono se ci può raccontare per favore di come è nata questa iniziativa. Sì, allora qui siamo alla Scuola Grande di Carmini, dove abbiamo inaugurato ieri, oggi stiamo facendo le visite guidate della nostra mostra che si chiama Storie di Moda, ed è un tributo al carnevale da un punto di vista però ovviamente della moda, dell'evoluzione della moda durante i secoli. Si parte dal 400 per finire al 700, dove appunto l'esplosione del carnevale veneziano è quella più vicina a noi. Quindi, Chiedigli se può portarci in giro a vedere, così li vediamo tutti gli abiti che sono esposti. ecco, quelli che lui ama di più e che ritiene più Portare in rappresentativi. giro a vedere degli abiti. Certo. Beh, intanto siamo qui in compagnia di una bauta maschile. Si è frizzata un attimo. Sono i saggi principali del carnevale veneziano. La bauta in origine è Abbiamo qualche piccolo problema di Invaldo, poi il collegamento. tamarro. No. Attualmente invece chiamiamo bauta solamente la maschera che i veneziani chiamavano larva, che era rigorosamente bianca e non aveva una grossa espressione. E qui abbiamo una dama del 700, mentre si incontra con una popolana del 700 che vuole leggerle la mano.
Questo diciamo è una cosa che accadeva abbastanza spesso e possiamo vedere ovviamente nei quadri del Longhi e del Guardi, sempre del periodo del settecentesco. Invece il nobiluomo che le sta al suo fianco, che è alla mia sinistra, anch'esso si è tolto la bauta, la larva, l'ha riposta sul tricorno per poter parlare e dialogare meglio con la nostra dama, e anch'esso ha sempre il tricorno, lo zendal, il tabarro, ed è, diciamo così, è pronto per il carnevale del Settecento. Certo. E Elena, chiedigli come fa a riprodurre filologicamente questi abiti, dove, se ci sono delle icone da cui prende ispirazioni, dei documenti con cui insomma lui ha la certezza di... C'è molto studio insomma dietro a questo. Quindi da dove prende ovviamente le fonti? Sì, vuole sapere da dove prende le fonti per l'ispirazione per riprodurre poi questi abiti. Beh, insomma, l'ispirazione, abbiamo la fortuna di avere tantissimi artisti noti a Venezia, come appunto Pietro Longhi, il Guardi, il Canaletto, oppure se si va indietro nei secoli c'è il Tiziano, al quale mi sono ispirato per fare i nuovi abiti delle 12 Marie che abbiamo visto. Stupendi, fagli i complimenti da parte nostra, li ho visti ieri dal vivo, bellissimi. Sì, che abbiamo la fortuna di avere. Il principe Maurice le fa i complimenti perché sono stupendi i vestiti delle 12 Marie. Grazie, grazie. È stato una bella avventura anche quella, perché insomma abbiamo 12 abiti in 10 giorni, però insomma ce l'abbiamo fatta. Bravi. Ieri notte ieri notte li abbiamo impacchettati e li abbiamo consegnati in tempo. Sì. Bravissimi. Allora, ce l'hanno fatta. Mi incuriosisce il fatto anziché il bernoccolo, del cornino sulla maschera di Arlecchino. Possiamo andare di là a parlare un po' della commedia dell'arte? Il cornino sulla maschera di Arlecchino. No, ci stiamo perdendo cosa... Digli di ripetere. Il cornino è quello che resta delle due corna che Arlecchino indossava in realtà, perché anche se guardiamo anche l'espressione del volto della maschera, in questo caso indossa un costume settecentesco dove il suo carattere era molto sciocco, che si faceva prendere in giro dal suo amico Brighella, che però non corrisponde esattamente al carattere della maschera, perché appunto era un personaggio delle foreste e indossava questa maschera e aveva due corna. Infatti si pensa che il nome Arlecchino sia Ellechin, cioè un personaggio negativo, cioè un personaggio un po' cattivello. Stupenda questa spiegazione. Questo corno è quello che resta dei due che indossava originalmente, che poi successivamente è diventato una specie di bitorzolo, che la tradizione vuole che sia una bastonata, ma invece anche il bitorzolo sta a significare la presenza di queste due corna. Ringrazialo perché non conoscevo questo dettaglio ed è molto ma molto interessante e ci fa capire comunque quanto antica sia la tradizione del carnevale, che arriva addirittura dai Saturnalia romani e ancora prima dall'antica Grecia, dai riti dionisiaci, dove le creature ferine, come si diceva, erano protagoniste. Grazie. Grazie lui Francesco. non sente. Molto interessante, molto interessante. Per quanti giorni, fino a quando è possibile accedere alla mostra? Possiamo dirlo noi, regia, ci dici tu per quanto tempo dura questa mostra? Fino alla fine del carnevale. Allora, siamo un po' inquietantemente frizzati. Mi fa paura quando succede sta roba, mi fa venire in mente Matrix. Ma no, principe. Io ho paura. Mi spiace. Povero Francesco. Si sta decomponendo. È diventato colorato come Arlecchino. Allora, ci senti? Tutto pixelato. Elena, ringrazialo e salutalo tanto, perché abbiamo qualche piccolo problema tecnico con il collegamento, probabilmente anche lei magari. E vi saluta, ci sono stati dei problemi Grazie tecnici. infinite, ci vediamo presto, spero. Grazie Francesco. Ciao. Grazie, ciao. ciao. E complimenti ancora, grande. Allora, noi ce la mettiamo tutta per essere super tecnologici, però in realtà la città di Venezia ha questi muri, ha queste cose che ogni tanto insomma mettono in difficoltà i collegamenti con il wifi oppure con le connessioni con qualsiasi operatore, quindi non c'è operatore che tenga. La città è fatta per proiettarsi senz'altro nel futuro,
ma anche per vivere un po' più di relazioni È più sospesa. dirette. Per cui questo è un avviso che ci dava Venezia di dire sì sì certo guardateci qua, voi però che siete venite a lontanissimi, trovarci. però venite a trovarci. Sì, però è noi più siamo qua sospesa. con voi, siamo Certo, proprio... noi facciamo da ponte tra una cosa e l'altra, quindi noi siamo qui. Matrix. Ma no, Non lo so, adesso ce l'ho su con Matrix. adesso ce l'ha su con Matrix. Scusate, ma la stanchezza fa i suoi danni. Hai fatto la baldoria ieri, sì, hai fatto la perché baldoria. se fosse collegato adesso, sappiate che ho fatto che ho fatto la baldoria, nel senso ho fatto la festa del Casino, che è stata veramente Cavendram in Calergi, che è stata veramente bella. Sì. Stasera c'è ancora. C'è ancora? Chissà domani come sarò ridotto. E anche la settimana grassa? Sì, stasera vieni anche tu. Stasera vengo anch'io, guarda, sono già vestita, volerò, dato che oggi è la domenica dell'Angelo, quindi volerò improvvisamente a Venezia con te, perché voglio arrivare insieme a te, così almeno posso entrare insomma con una persona di un certo calibro, di una certa A me notorietà. interessa che mi dai un passaggio in macchina da Mestre a Piazzale Roma. Sì, va bene, tu scrocchi il passaggio. Anche solo per quello io ti invito alla io scrocco l'entrata VIP al Casino, lui scrocca il passaggio, io scrocco l'entrata VIP a Cavendram in Calergi, vecchia in pensione, perché tu hai qualche secolo, io qualche decennio. VIP, vecchia in pensione. Grazie. Prego, non c'è di che. Comunque è possibile... Tu stai sparando sulla Croce Rossa. Perché? Perché sono fragile in questo momento. No, non essere fragile. Sono mentalmente labile. Principe, no, dai, so che sei stanco, ma noi dobbiamo tenere duro. Sì, no, ma figurati. Anche perché queste feste, insomma, sono accessibili a chiunque. L'importante è andare a prenotare, perché ovviamente i posti sono contingentati, perché in questo momento storico, in questo periodo di pandemia, bisogna osservare certe regole. Quindi prendetevi per tempo, andate sul sito del Carnevale, quindi www.carnevale.venezia.it, perché ci sono i vari parties e quindi potete scegliere quello che volete. A proposito di parties, voglio spoilerarti un pochino, ma non troppo, il tema della festa, quantomeno il tema. Allora, il tema è Venezia Imaginarium. Siccome è partito il tema generale del Carnevale da questa frase di Salvador Dalì, che io interpreto in accoglienza, io sono maestro di cerimonie, sono il principe Morista vestito da Casanova che si traveste da Salvador Dalì. Tipo la matriosca. Una matriosca psicologica che proprio dà l'idea della devastazione. Ecco perché sei così stanco, perché poi non riesci ad uscire. Esatto. Quindi Salvador Dalì accoglie con questa frase, no, più di tutto ricordo il futuro, che è stupenda, perché ci fa venire in mente quanto abbiamo immaginato nei momenti di lockdown, eccetera, di fare qualcosa come il Carnevale di Venezia, soprattutto noi che lo amiamo, io che lo amo e anche ci opero, ci lavoro. Ci partecipi attivamente da tanto tempo. E quindi ce lo ricordiamo ed è esattamente quello che immaginavo, che fosse così onirico, così bello, così surreale. E Venezia Imaginarium è un omaggio alla surrealtà anche nelle scenografie, nei costumi, nei personaggi che arrivano, è un omaggio a Venezia che non è una regina sola, ma è un insieme di regine. Ed è veramente bello il lavoro che ha fatto Antonia Sauter su questo lavoro. Ci sono delle immagini? Siamo in collegamento. No, siamo in collegamento subito, così scusate, ci hanno interrotti perché stavamo parlando troppo. Va bene, Chi abbiamo collegato? Regia, dicelo, Tasi, mi dici Tasi. Magna e Tasi, portateci una frittella che stiamo zitti. Devi proprio parlare, la nostra regia è parlante. Chi è? Cosa succede? Sofia da Piazza Ferretto. Ce lo ricordo. Cos'è successo? Colpo della strega? Ciao principe, mi sentite? Sì, al colpo della strega, cosa è successo? Sì? Lei è una bravissima contorsionista che si è però incastrata tra 2 racchette da tennis e una seggiola. Quindi sta cercando di liberarsi. Una racchetta l'ha tolta, adesso vediamo se riesce a togliere anche l'altra. E come fa? A me ha fatto venire in mente una volta un colpo della strega che mi era venuto. Ok. Lei viene dall'Argentina. Argentina? E ha girato Argentina, claro che sì. E ha girato tutto il mondo con i suoi spettacoli. Vedete adesso che sto cercando di togliere la racchetta? Ma il problema è come c'è finita dentro alla racchetta. È questa la domanda. Aiuto, io sono già impazzita. Sì, anche io ho pensato la stessa cosa.
È divertente. Credo che questa ragazza deve stare molto attenta alla dieta perché se ingrassa un pochino, esatto, mezzo da lì etto. non esce più. Non deve mangiare durante il numero se ha la racchetta addosso. Esatto, se no non passa più. E adesso? No. Ecco, adesso sei incastrato nella seggiola. Di nuovo? Sai cosa mi piace? Mi piace proprio l'interpretazione, la pantomima, diciamo, di come riesce a rendere divertenti e piccolissime delle cose. Però se lo fai tu, principe, rimani bloccato un mese. noi sono già bloccato seduto qua che non mi alzano più, quindi dovranno aiutarmi gli operatori che ringrazio qua della produzione vela. Ha alzato il volume. Sulle mani, vai. Sì, ha alzato il volume e ha preso questa palla gigante, vediamo cosa fa. Mi ricorda la mia gioventù questa musica, La tua gioventù non risale tipo al 7-800? No, è il XII secolo. Ah, il XII C'erano secolo. gli alieni che mettevano la musica elettronica. Anni 80 la mia gioventù comunque. Ah, ok. Secondo me no. Electric Light Orchestra. Ah, così ci spostiamo di qualche metro, perché rimaniamo sempre a Mestre, ma ci spostiamo Vediamo cosa all'M9. succede all'M9, perché all'M9 è già successo qualcosa. Ecco, c'è una mostra che riguarda Rossana Molinatti, dei suoi stupendi costumi, opere d'arte tridimensionale. È mancata poco tempo fa, lei è stata l'icona, l'iperbole proprio del senso del Carnevale di Venezia. E faceva questi costumi che sono esposti proprio lì, proprio al pian terreno di questo chiostro, però ci sono anche spettacoli, mi piace molto. Beh, abbinare la musica all'acrobazia è geniale. Come si chiamano questi ragazzi? Ciao! Ciao Anna tesoro. Laura, ciao Anna Laura. Come si chiamano loro? Ciao, ciao! Allora, loro sono la compagnia dal pian terreno e lo spettacolo si chiama In Volo. Li avevate mai visti? Geniale, dal io pian loro terreno no, in mi volo. piacciono molto. Mi piace abbinare le difficoltà, perché già un musicista ha difficoltà a eseguire le sue cose, poi addirittura in equilibrio così, complimenti, veramente bello, molto raffinato. Esatto. Allora, loro sono degli artisti poliedrici, quest'anno ne abbiamo tantissimi, vedo. Sono musicisti, acrobati, giocolieri. Sì, che mettono insieme molte arti dando un grande valore a quello che fanno. Esatto. Loro sono di Napoli e la compagnia si è creata nel 2014 e insomma hanno portato questo spettacolo un po' in giro per l'Italia. Che bravi, Belli. bellissimi. Posso chiederti una cosa, bravissimi, carinissimi. Puoi con il tuo telefonino andare a cercare le vetrine dove ci sono gli abiti della Molinatti mentre loro suonano e fanno, perché Sì, è veramente anche quello che fa parte del programma Sì, certo, culturale c'era del dietro. Carnevale. È un fuori programma Anna Laura, ma qui il principe fa Dovrebbe la esserci regina. una mostra in cui sono esposti dei costumi. La vedi? Eccola là. Eccola, eccola. Scusa se mi permetto di distoglierti, ma veramente questo è... Ho partecipato anche al vernissage di questa esposizione, è qualcosa che ci rimane come eredità morale ed artistica di questa straordinaria pittrice e anche artigiana incredibile che era Rossana Molinatti. Rossana Molinatti che io ho conosciuto proprio sul palco di San Marco quando c'erano i concorsi, vinceva sempre, perché tu immagina, cioè lei pittrice, laureata in storia dell'arte ovviamente eccetera, riproduceva quadri famosi o anche meno famosi, immaginando, quello che mi faceva impazzire è perché il quadro lo vedi davanti, cioè il quadro è piatto. piatto Lei davanti. immaginava come poteva essere dietro
e ti dava questa idea della Tridimensionalità. Lei piccolina, era alta 1,50, era un amore, piccolina, Una poi quando era bambolina. anziana sembrava proprio una gnomina meravigliosa, dentro con pesi anche, pensa che gli ultimi anni, che era fragilita perché era molto anziana, faceva addirittura caso, doveva pesare i grammi di quello che indossava per non appesantirsi troppo e riusciva in strutture leggere, portabili da una persona di 90 anni, ad andare in giro con questi volumi meravigliosi e veramente straordinari. C'è del genio Magari in un giorno, se riusciamo, Anna Laura o chi per te, farei proprio un giro anche dentro. Anche dentro, sì, ma infatti a me piacerebbe anche Perché vederli. oltre al discorso degli spettacoli, delle Gli eventi del Wonder Time. C'è in realtà in concomitanza magari spesso qualcosa di interessante come questo. Sì, sì, ci sono tante Questa situazioni mostra, interattive. veramente vi invito a Mestre, alla M9, dove ci sono anche gli spettacoli che adesso sta documentando Anna Laura, ma dopo aver visto lo spettacolo andate anche a visitarla, perché è veramente l'arte di indossare l'arte. 40 anni lei si è 40 esibita. anni di carnevale. Come me. Anche tu 40 anni. Oddio. Adesso svela. Adesso hai svelato, Ero adesso bambino, facciamo. ero Adesso ragazzi- basta fare i conti ero ragazzino. e capiamo quanti La anni conosco potrebbe da avere il sempre principe. E ho apprezzato ciascuna delle sue opere e sono stato l'ultima persona ovviamente che l'ha intervistata l'ultimo carnevale in Me presenza. l'avevi raccontato. Ah, a un certo punto, aspettate, questo è un aneddoto carino, stringiamo. La regia cosa ci dice? No, posso No, tergiversare? lasciamoglielo raccontare. Piccola sorpresa per voi perché non l'abbiamo mai visto, ma io mi collegherei con Diego. Poi Diego? Diego. Chiamiamo Diego. Però Chiamiamo ti voglio Diego. dire che quando gli ho detto Rossana, non ti metto fuori concorso perché si è arrabbiata. Si è Ma io arrabbiata. vengo qua per vincere. Ho detto ma vincerai sempre. c'ha ragione, Sei già c'ha la ragione. vincitrice morale forever and ever. E questo è il segno che è vero. Ah, Diego, sì, ecco il ci nostro piace. Fausto Barile. Ci piace. Che bello. Allora, la sensazionalità di quello spettacolo è che è riuscito a Principe raddrizzare la Maurice torre di Linda. Pisa. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Diego. Ciao caro. Sono qui, ciao. Sono qui in campo San Cassiano con Fausto Barile, il suo gran teatro, che sta per concludere lo spettacolo. Quanto ci piace a Sullo me e al teatro. principe. È la fine. Ci piace un sacco Fausto Barile. Lo adoriamo, è stato il primo spettacolo che ho visto, come vi ho detto, appena cominciati Ecco che la è chiuso. settimana. E basta, è chiuso lo spettacolo. Che poi se camminasse per la strada così non lo diresti mai che ha un teatro dentro la pancia, cioè sembra il un principe personaggio, sembra il principe Maurice appena ha mangiato magari una frittella, un galano che si gonfia subito, che momenti prende il volo. Sì, tutto il pubblico è rimasto stupito. beh, è Questo geniale. teatro miniatura dove succede qualsiasi cosa tra Torri di Pisa, David e Sì, e questo è veramente surreale. lanciano acqua ai bambini in realtà. Sì. Adesso appena finito magari gli facciamo 2 o 3 domande. Sì, ci piacerebbe. Sì, lo conosciamo e riconosciamo sempre molto volentieri perché magari c'è qualcuno che si è collegato Oggi recentemente. e non oggi. ieri. Dobbiamo chiudere No, la regia è indecisa. È indecisa, dice siamo un po' borderline. Una domanda sola. Dai, una domanda veloce. Ha costruito lui quella struttura? Perché siamo sempre lì, sembriamo degli stalker. È vero, sì, siamo un po' innamorati. L'unica cosa, una domanda che non gli ho mai fatto è se ha costruito lui, Diego, questa struttura qua. Sta scappando però. Solo quello, voglio sapere se ha Mi costruito chiedono lui con dallo le sue studio mani. se hai costruito tu tutta la struttura. Ho provato a cercare all'Ikea ma non l'ho trovata. Che ha provato all'Ikea ma non l'ha trovata e quindi l'ha costruita tutta su lui. Salutalo caramente ancora, grazie. Salutalo e ringrazialo. Salutalo e fagli ancora i complimenti, Diego. Ottimo. Grazie Ciao, mille. ciao. Ti salutano dallo studio. Grazie a tutti. Complimenti. Ciao, grazie. Grazie Ciao, Diego, grazie. ciao. Adesso ci colleghiamo con Ottavia direttamente da Favaro.
Eccola. Ciao ragazzi. Ciao Ottavia, ce l'hai fatta. Sono qua al circo di Diana Orfei, sì, ho fatto un'impresa eccezionale. Brava. Che prima ti abbiamo vista. Volevo farvi fare un saluto speciale, se venite un attimo con me dietro le quinte, per tutti i bimbi che ci seguono. Vai, vai. Oh, SpongeBob! Ma no, è un Minion, È un Minion. principe. Che antico, è che è un po' quadrato, il Minion era un po'... Mi sono confuso. Anche la regia sta ridendo. Scusami. Lui vede tutte le cose Ottavia, gialle. vero? Ottavia. Ottavia. Ottavia, sono un po' ignorante. Cos'è un... No, non è ignoranza, è che principe ormai comincia ad avere una certa età. Credo sia un Minion, ragazzi. Sì, è un Minion. Però sembrava un po' SpongeBob. Sì, perché è un po' quadrato. Anche lei ha sbagliato. Aia, regia. Davvero? Ottavia, la regia ci dice che hai sbagliato anche tu, l'hai scambiato anche tu per SpongeBob. Sì, prima ho scritto SpongeBob. E allora dai, vedi, raga, no, Ottavia, vabbè. vedi, anche se sei giovane. Ciao, io me ne vado. Ciao, vai. Ma io esco, ma dai. Anche se tu sei giovane e io sono anziano, Linda, siamo un po' rimbambiti tutti e due allo stesso modo. Povero Gabbiano ha perduto la compagna. Vieni, guarda che belli, clown. Il circo è sempre una grande festa. Posso leggere? Ciao, saluti a tutti. Quindi, questa volta, il teatrino dei Wonder Time. Wonder Time. si è travestito da circo ospitando Diana Orfei. Allora, io sono molto Quindi Orfei offesa. nel cuore. Nel D'accordo. cuore. Sono molto offesa per il fatto che tu non hai riconosciuto i Minion. Perché? Anche i Minion Perché tu sei una Minion. Banana. Ma che ne so io, adesso se vai avanti così vado in... Niente, mi piace mandarti in confusione. No, ti prego, aiutami a starci adesso, dentro. guarda, Devo starci dentro. Ti riporto subito alla realtà, anche se è una situazione un po' onirica, quindi evanescente, sognante, sospesa, in realtà è una cosa super reale, super concreta alla quale si può partecipare. Quindi ho questa sorpresa per te, principe, voglio che parliamo di nebula solari. Sì, Insomma, io voglio trovare il modo di andarci. Come faccio? Non potrò mai, sono sempre impegnato al casino. allora, siccome io e te ormai siamo una coppia affiatata, Dai. facciamo qualche magheggio. Mi spiace che ho un po' di alitosi, magari ti dà fastidio, No, visto che siamo così tranquillo. affiatati. No, tranquillo, tanto sono mezza raffreddata. Ah, vabbè. Cioè, sento gli odori, sento i gusti, sto bene, però sai, dopo cominci con l'allergia, un po' di raffreddore, un po' di gola secca perché prendi freddo. Non sento Cosa poi... succede? Cosa possiamo fare? Dobbiamo trovare un modo per andarci, perché se adesso In che orari non è più la festa sull'acqua, adesso si trova in Arsenale, no? Sì. Ed è possibile anche prenotare attraverso il sito www.carnevale.venezia.it, perché bisogna per forza prenotare, Sì, certo. e abbiamo la possibilità di scegliere, perché ci sono due spettacoli, uno alle 18:45 e l'altro invece alle 21:10. Quando Quindi- finisce quello 18:45? Quanto Beh, dura, sicuramente regia? prima delle 21:10, se comincia il secondo. Sì, per forza, perché io sono il maestro di cerimonia della Lo festa so, come possiamo a Cavendramin Calleggi. Non Bisogna riuscirò, regia, non organizzare. riuscirò mai a vederlo, vero Nebula? Guarda l'immagine, intanto Che godiamoci bello, le intanto immagini. guardiamola qua. Esatto, lo Me la voglio spettacolo godere. sull'acqua è curato da Opera Fiamme e Viorica con la regia di Anton Bonura e danno vita a una memorabile serata di giochi d'acqua e fuoco con questa narrazione onirica di cui parlavo, quindi sembra di essere all'interno di un sogno, proprio dentro al sogno, perché ovviamente tutto intorno, davanti, dietro, a destra, a sinistra, ovunque ci sono spettacoli veramente immaginari e fantastici, quindi queste visioni immaginifiche di mondi sommersi e civiltà future dove si uniscono tutti gli elementi, fuoco, aria, acqua, terra, insomma imbarcazioni, chiatte galleggianti sono allestite con scenografia, con attrezzature sceniche, ci sono degli acrobati che giocano col fuoco, con tutti gli elementi, quindi Guarda, proprio bolle di steampunk, sapone, che- evoluzioni dei mirabolanti Guarda, flyboard. Guarda. Cioè ci sono veramente Wow. delle acrobazie che sono spettacolari. Voglio andarci. E vedi come anche il Remember the discorso del future. Remember the Future qui trova veramente il suo habitat naturale, no? Perché
cioè, la tecnologia in questi casi aiuta tantissimo, no? alla spettacolarità dell'evento, però allo stesso tempo si mantiene, si conserva quella magia che appartiene alle epoche passate, quindi è veramente affascinante. Io voglio ancora ringraziare Massimo, sia Massimo Checchetto, direttore artistico, che Vela, per essere riusciti, ovviamente supportati dal Comune di Venezia, a creare questa meraviglia di carnevale alternativo della Rinascita. È veramente estremamente surreale e fantasioso, molto molto bello, bravi, grazie infinite. Grazie ragazzi, grazie mille per questo carnevale di passaggio, che tante cose non si possono fare perché richiamano troppo assembramento, tipo il volo, no, che abbiamo citato prima, quindi il volo dell'angelo, il volo dell'aquila, lo svolo del leone. Però un appello a chi ci sta guardando, anche dall'estero: if you come to the Venice Carnival, be part of the party. Yeah. Dress yourself. Put something on your face, on your body, on your head. But please remember that you are protagonist in a big, wonderful theater. Sentiamo una voce, quindi io suppongo che ci sia un collegamento. Sofia si è spostata. Ciao Sofia, sì, dove sei? Mi sono spostata. Ciao. A Mestre. Sono sempre a Mestre, ma in un altro posto e con un altro artista. Lui si chiama Cristiano Marin ed è un giocoliere equilibrista, è appena iniziato il suo spettacolo. Dai, dato che è appena iniziato magari riusciamo a vedere qualcosa. Siamo curiosi. Sta per fare un numero di carte, come i maghi. Tu sai fare le magie con le carte? No. Altre magie in altri sensi? Sì. Ok. Io no, voi? Per finta. Il principe con le carte... Io sì, qualche trucco di magia lo conosco. No, io non, sinceramente, non so neanche giocare proprio. Non sai neanche giocare a carte. Ma allora ragazzi bisogna fare... Cioè il principe è un personaggio molto acculturato eccetera, però gli mancano le basi. Scala 40 sì, era meno qualcosa. Si scopa? Che domanda non che sono faccio? domande da farsi in questa fascia. Ok, siamo in fascia protetta. Cioè giocare a scopa. Stanno ridendo sotto le mascherine anche gli operatori, li vedo dagli occhi. A scopone sai giocare scientifico? Scientifico poi, In 4. Ah sì? Sì, si gioca in 4. Perché no? Basta, per favore, Linda. Ti ho detto che sono fragile. 3 carte sopra e 3 carte sopra, ok? Fin qua è tutto abbastanza chiaro e quello che voglio farvi vedere, non ho nulla dentro il polsino, chiaramente non ho assi nascosti, ma voglio fare una cosa davvero un po' magica. Per esempio questo asso che vedete benissimo, no? Si vede qua di quadri, succede che girando il mazzetto e facendo semplicemente così, guardate, 1, 2, track, succede che non c'è più, incredibilmente è scomparso. Provate anche da questa parte di qua, basta qui è molto affascinante come lui affabula le persone. Sì, come gestisce la situazione. È tutta la bravura dialettica. Soprattutto distrarre parlando e guardando negli occhi la persona dai movimenti delle mani. O penso magari che questo sia un po' il segreto. Sì, uno dei segreti sicuramente questo, ma anche avere molta capacità di convincere le persone, cioè ci vuole proprio una dialettica molto ipnotica, magnetica, no? Anche quando giochi a scopa. Anche quando giochi a scopa soprattutto, anche perché non devi dare dare segnali, capito? Perché è vietato. La regia è inquieta, sta controllando i collegamenti. Davvero? Allora, nessuno è mai arrivato a Castello è proprio la propaggine estrema della e abbiamo città di qualcuno Venezia. proprio a Castello. Ok, allora ti salutiamo. Colleghiamoci con Alice adesso. Sì, salutiamo Ottavia. Ciao Ottavia. No, ho sbagliato, Sofia, perdonami, chiedo venia. Ciao Sofia. Grazie Sofia. Ciao ragazzi. Allora. Ok, allora colleghiamoci con la nostra Alice che si trova per l'appunto a Castello, prima volta che nei vari collegamenti che abbiamo fatto con gli eventi di Venezia Wonder Time, che andiamo fino a quella parte residenziale bella e magnifica di Venezia, molto antica.
abbiamo è perso il talmente collegamento. antica e tradizionale che è saltato il collegamento, non ci sono le antenne. No. Va bene, allora torniamo da Giorgia. Alice nel Paese delle Meraviglie. Si è persa. Sì. Si è persa, ha incontrato la regina di cuori che voleva tagliarle la testa e adesso dovrà insomma gestirsela in qualche modo. Questo ci richiama alla vera tradizione. Te ne va anche la casa. Che figure proprio. Il cavaliere vide la fanciulla, con gli occhi e coi capelli la guardò, fece gulpo e se ne innamorò perdutamente. Poi disse: Brezzolina, andiamo, ti porterò al villaggio. Se facciamo così vieni in mal di mare. Vieni con me, Brezzolina, vieni. Faremo subito ad arrivare al villaggio. Ho con me il mio fido destriero, saliamo in groppa a cavallo, andiamo in così all'improvviso. Se volete facciamo l'autobus, partiamo tutti guai. Tutti in groppa a cavallo. Ma no, ma il cavallo decise che fece la morte del cigno d'artista. Morì d'artista. Ma non muore d'artista. Da ballerino. Da ballerino, è un buon show. La morte del cigno. Ci vuole tempo? Se non moriva più. Vediamo se è morto per davvero. Proviamo anche io e te, principe. E allora Brezzolina e il cavaliere arrivarono lento pede fino a casa. E quando arrivarono al villaggio tutto il popolo riconobbe e acclamò il cavaliere. Viva il cavaliere! Giorgia, per caso sai da dove vengono i ragazzi di questa compagnia? Credo da Torino. Sì. E fu così che Brezzolina e il cavaliere tornarono. Dall'accento sembrerebbe Torino. Ma no, magari lo stanno imitando. Ma no, perché mi hai mandato in confusione che magari erano quelli che abbiamo conosciuto ieri, che erano di Torino. Ma magari non sono di Napoli. Di dove sono, Giorgia, questi artisti? Dell'Abruzzo. Ah, l'Abruzzo, però, siccome l'abruzzese non si parla, allora... Dell'Abruzzo si conoscono soltanto gli Questo abruzzesi. è Napoli, Napoli. Napoli. Sì, infatti cioè non era automatico. L'accento è napoletano. Non era automatico che fossero napoletani. Infatti hai detto perché è Torino, napoletano. ho pensato magari li abbiamo conosciuti ieri e già sappiamo che sono di Torino, invece non li abbiamo conosciuti ancora. Sto cercando di mettere in confusione anche te, ti sto dicendo, vero? Sì, no, perché pensavo che li avessimo già conosciuti, invece no. Il cavallo Marmel, Gennaro! Bravi! La storia resta. Questo è quello che succedeva anche nel Medioevo. Cioè c'erano questi cantastorie, questi che cantavano, recitavano, e portavano comunque in giro leggende che spesso affondavano radici nella realtà. Perché ogni leggenda ha un fondo di realtà. Bello, davvero. Sì. Maltrattato nessun animale, ma tra poco maltratteremo una bestia. Andiamo, va attendere, non mi farò le La leggenda narra che... E magari non era solo leggenda. Bello, buono sapersi, principe. Grazie per questa Guarda che lezione. gli danno dei coriandoli che... Non accettate caramelle dagli sconosciuti. No, sono loro che li stanno dando. Sono loro che danno le caramelle allo sconosciuto. I bambini di domani sono molto furbi. Molto svegli, molto svegli. Ho visto l'irruenza con cui un bambino ha lanciato il coriandoli. Posso dirti che ho sempre detestato i coriandoli, anche da piccolo. Davvero? Sì, anche perché poi a carnevale torni a casa, ti spogli e li trovi anche dentro le mutande. Io non so se ti è mai successo. Coriandoli dentro le mutande in tutti questi anni di carnevale. Ah, ok. Anche stelle filanti. Anche stelle filanti. No, ma come le stelle filanti? Scomode le stelle filanti. Ciao da parte nostra. Ci seguono da lontano. Stanno salutando. Grazie. From all over the world, you see now the Venetian mask. This is the streaming all over the world. A Venezia, che venite dall'Abruzzo. Insomma, per noi è la prima volta, tra l'altro, ed è un piacere immenso essere qui, trovare un carnevale che per la prima volta viviamo da artisti e non da turisti. E devo dire che questa formula così diffusa è veramente bella, perché ci ha fatto ritrovare
tantissime persone, un pubblico che avevamo ormai un po' dimenticato dopo 2 anni a casa fermi per le vicissitudini che sappiamo. Un carnevale stupendo, grazie per Grazie a loro, grazie, bravi. Che persone super luminose. Ciao ciao. Che bello. Sì, bello, poi in poche parole ha detto tutto. Di questa gioia che davvero condividiamo. Noi ci abbiamo messo 4 puntate, lui ci ha messo 4 secondi. Infatti. Incredibile. Vedi la sintesi. La sintesi. La regia ci dice di sintetizzare. Ok, stringiamo. Andiamo a salutare Milena da San Marco. Ok, Milena che è ancora a San vediamo Marco. cosa succede. E poi io chiuderei con Piazza Ferretto, dove c'è una piccola lunga diretta. Ok. Una carrellata di tutto quello che sta succedendo lì. Bello. Attenzione, ci piacciono queste sorprese, allora, questi andiamo fuori in onda. San Marco, che comunque rimane nel mio cuore, il cuore della città. È il cuore della città. Il cuore del cuore. Milena, ciao. Ciao, siamo ancora qui in compagnia del leone. Ok. E adesso ci sono 2 bambini che stanno facendo la foto e come vedete appare subito sullo schermo. Che stanno là dietro. deliziosamente cincischiando come sanno fare solo i bambini. Ma guarda come facilmente entrano nei Sì, personaggi i bambini. Sono magici. Poi abbiamo questi. altre maschere che stanno aspettando di entrare, sono in coda, le vedete là dietro. Bene, dai, sì. Che bello, però le stanno maschere partecipando veramente in tanti. bellissime. Sono bellissime, sì. Molto, sì, per tutto il pomeriggio. Bello che ci sia tutta questa partecipazione. Veramente dei gruppi, sì. E vedi come uno sale su un palchetto, anche che non sia in oro, eccetera, si sente subito padrone Ma a della parte- che bello. Poi i bambini ce l'hanno proprio Ce l'hanno nell'istinto, dentro. non hanno tutte le frustrazioni, tutti i limiti che Tutte le la società sovrastrutture che abbiamo è noi. questo come vorrei tornare ai bambini. Ma anche perché in Siamo piazza in San stilo Marco è babilonesi, un palcoscenico vero e proprio, già solo tu la lo sai piazza. come lo so io, che quando sei su quel palco e vedi a una certa ora, quando c'è la presentazione della Maria dell'Anno, Mamma mia, che c'è, momento immenso. no, questo tramonto che fa dorare la facciata, quanto emozionante È una cosa indescrivibile. Dai, Cioè in quel speriamo momento ti che- senti proprio abbracciare da tutto e da tutti, è una cosa... senza abbandonare senz'altro la formula del spettacolo diffuso, però sarebbe bello che in futuro, se si potrà, si riuscisse anche a fare ancora qualcosa in piazza San Marco, ovviamente. Ma sicuramente perché è un già dal palcoscenico. prossimo anno noi dobbiamo essere ottimisti, non positivi, ottimisti perché positivi non va bene, È vero, siamo non si dice ottimisti più, che il prossimo non si anno dice più. si riesca a fare magari un carnevale a 360 gradi che sia concreto, quindi con tutti gli eventi in piazza, con tutti gli assembramenti possibili ed immaginabili, è bello tornare Baci, tutti abbracci. appiccicati, abbracciati, abbracciamo e baciamo e limoniamo anche gli sconosciuti, tutti insieme. Come? No, tu non sei uno sconosciuto, quindi quando vuoi. E quindi, insomma, baci, abbracci, poter stare insieme, poter vivere il carnevale veramente in piazza per le cali senza problemi, senza aver paure. Quindi speriamo che si arrivi a questo e speriamo anche che ci sia questa formula, perché magari uno è impegnato, non può venire a Venezia, che magari può insomma essere con noi, partecipe con grazie lei. a noi. Io voglio girare la città. Prima o Anche poi, guarda, tutti e due. scappo e vedrete cosa vi combino. No, Adesso non mi però abbiamo abbandonare. una diretta da Piazza Ferretto. Sì. Sofia, che sempre ci lei. fa una carrellata di tutto quello che sta succedendo nella bella, devo dire, la bellissima piazza di Mestre, Piazza Ferretto, Sofia con se l'è quella girata torre tutta. dell'orologio, mi piace tantissimo, devo dire, una bella sì. piazza. Anna Laura, Anna Laura, no? detta Sofia. Detta Sofia, che prima ho chiamato Ottavia, vabbè, può succedere. Sempre una carnival speaker, tra l'altro sono giovanissimi, sono bravissime, ogni giorno che passa sono sempre più disinvolte e coinvolgenti. Guarda! Questo è il retro del teatro. Oh, che Cosa succederà? succede? Perché sei lì? Mi sentite? Certo. Ciao Anna Laura! Cos'è Allora, un- voglio farvi incontrare una persona. Ah, pensavo avessi bisogno di andare al bagno. No. Vediamo se c'è. Da dietro non si capiva cos'era. Principe! C'è? Puoi farci vedere qualcosa? Quella! Allora, lui è Mencio. Sì, ciao, come stanno? Todos riscaldando qua per giocare questa partita difficile con il freddo, ma il caldo della gente ci farà sentire tutta la gioia dei tifosi, quindi poi i trucchi.
Tu ti intendi di calcio, io niente. No, però è domenica, quindi oggi ci sta che ci sia... Ma chi è? Chi interpreta? Lui è Mencio Sosa, argentino. È argentino, è uguale. È argentino. Ed è un giocatore di la calcio. La regia dice, non so chi sia ma mi piace tantissimo, ha fatto anche un cuoricino. È un giocatore di la calcio regia e è un innamorata acrobata. di questo giocatore o di questo attore? È un artista. Cioè, ma è un giocatore anche acrobata o solo un giocatore, solo un acrobata? Mi stanno chiedendo se è un giocatore oppure un attore. Io sono un giocatore che faccio l'attore. Un giocatore, Maria un giocatore. sta in calcio. Un giocatore. Un giocatore, dicono. Hanno combinato le due parole. È vero, si suga massa qua. Si suda quindi massa. Andiamo avanti, non mollare mai. Nemo, Tosi, il calcio è così, sono contento, ci daremo tutto, ce la vedremo tutta. Speriamo di divertirvi la gente, quindi andiamo avanti, non mollare mai, perché il calcio è così. Il calcio unisce. Bravo, simpaticissimo. Grande, grandissimo. E la nostra regia si dice è anche incantata. affascinante. Si è incantata, regia, pronto, regia. Cosa succede? Regia? Cosa succede? C'ha gli occhietti a cuoricino, regia. Che bello. Ciao. Adios. Non è che, Grazie. regia, non è che se saluti lui Porca ti vede. miseria. Perché la regia Perché la continua porta a si fare apriva da così. dentro. La regia continua a fare così sullo schermo, ma chiaro. lui non è che la vede. Possiamo anche ringraziare nel frattempo la nostra regia, tutto lo staff, la troupe e tutti coloro che stanno lavorando a questa diretta e che ci sopportano tutto questo tempo, oltre a chi ci segue chiaramente, quindi ringraziamo anche voi perché anche voi state sopportando e state seguendo quello che combiniamo. Quindi ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando a questo, ogni giorno lo rendono possibile. Giovedì riprendiamo le dirette e saremo un po', almeno quantomeno io, un po' più riposato. Stasera ti invito quindi in ogni caso alla festa Cavendarmi in Calergi, Sì. gala ufficiale del Carnevale di Venezia Imaginarium. Faccio la foca felice. Da giovedì fino a martedì grasso anche quello sarà in funzione. E, che bello, insomma, è il Carnevale. Adesso questi 2 giorni comunque vorrò girare la città e Gira sentire... la città, sì. studia un po' perché tanto comunque Sì, poi sì. E attività e maschere ce ne saranno. Ho voglia di fare delle sorprese e di animare un po' questo Improvvisi. nostro streaming. Improvvisi. Sì. Va bene. Continuate a seguirci, follow us, suivez-nous et il y a beaucoup d'amour, de fantasie et de carnavalis. De Carnavalis. Regia, chi abbiamo adesso? Sofia come ultima? No, non abbiamo Sofia. Adesso capiamo chi chiuderà insomma, questa puntata, l'ultimo collegamento che abbiamo, anche perché i ragazzi e le ragazze, i nostri Carnival Speakers sono bravissimi, sono, ricordiamolo, degli studenti di Ca' Foscari, quindi non nascono come speakers ma si sono ritrovati insomma, ad essere gli inviati ufficiali, stanno anche girando più città, come nel caso di Ottavia che si è fatta sia Zelarino che Favaro, o magari la stessa città tipo Mestre da una parte all'altra, quindi sono veramente bravi, super attivi, sono bravissimi. Grazie davvero. Regia, quindi chi abbiamo? Oh. Ok. Avevo capito Elena che è uscita dal carcere. No, che no, dai Carmine, al fresco ci andiamo tutti. Ok. Eccoci in Campo Santa Margherita con Elena. Ciao Perché Elena. Carmine, dove c'è la mostra dell'atelier Pietro Longhi, è attaccato a Campo Santa Margherita, quindi andate a visitarlo. Hai finito di mangiare? Siamo con Mariam Sallam in Campo Santa Margherita. E loro chi sono? È appena arrivato... Allora, la ragazza vestita in rosso è Mariam Sallam, mentre l'uomo non lo so in realtà, perché è uscito dal pubblico ed è arrivato qua. Ha portato un mazzo di rose e ora vediamo cosa fanno. Stanno ballando, fanno i balli di gruppo. Guarda che mi faccio anch'io. Noi uomini siamo in generale molto piuttosto incapaci. No, io guardo, mi ci metto proprio per No, perché poi non ti alzi più dopo. Non mi alzo.
Bravo, 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 bravo. Ok, adesso lo voglio fare anch'io, Ecco, se io faccio questo, ciao, mi devo sdraiare direttamente. È molto più facile per me sdraiarmi no, è così. che non tirarmi su. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino, sono un capitano. No, è la Macarena, dal tuo corpo, allegria Macarena. Che cos'è? No, sta prendendo una piega strana questa cosa. Aiuto ragazzi, siamo sicuri? Siamo sicuri che sia giusto? È ginnastica, è ginnastica. Ah no, aspetta. Ma cosa diamine stai facendo? Mi posso distrarre un attimo? Non ce la faccio. No, ecco, arrangiati, stai là. Anzi. Non ce la faccio. Io non sono capace di fare i piegamenti. Aspetta, sono riuscito ad alzarmi. Quando si tratta di prendermi in giro, ok. Adesso sono io che non riesco ad alzarmi, ok? Adesso fai Quindi così. diciamo che è uno Vai. spettacolo puntato sulla incapacità della gente di fare quello che fanno gli attori. Ah, la spaccata io la so fare, che coi tacchi vado male, aspettate. Ok. Ok, la spaccata posso farla. No, io non posso toccarla, mi hanno detto dalla regia che io, dalla regia, sei stata proprio tu a dirmelo regia, che io devo stare lontano, non posso toccarla, quindi non posso neanche aiutarla. E non mi arrangio se Che decido causa di del fare... suo mal pianga se stessa. Esatto, decido di fare... C'è Sofia. C'è Sofia? Sofia, Niente, i trampolini, questi non ce li ho. Non che posso fare. belli, guarda che bravura. Sofia, ci senti? Sì, vi sento. Voi mi sentite? Piazza Ferretto sì. Allora, Piazza Ferretto non ha un'unica postazione, ce ne sono varie, vero? Ce ne sono molte, sì. Ci sono un sacco di spettacoli a Piazza Ferretto. In tutta Mestre, in realtà. Adesso siamo nel centro proprio di Piazza Ferretto. E c'è anche un bel po' di gente, guarda che bello. Divertendo con tantissima gente, tantissimi bambini. E tutti a guardare questo spettacolo. Qui vanno, saltano, corrono sui trampolini. Straordinari, bravi, bravi, davvero. Tu ci sai andare sui trampoli, Principe? Hai mai provato? No, al massimo tacco 7. Che comunque non è definibile trampolo, questo qua è un po' Un più 12, cos'è? Un 12. Io una volta ci ho messo anche un 20. Però i trampoli io li ho provati, è molto difficile, eravamo a scuola e con un'attività, una festa che facevamo con la scuola, c'erano vari percorsi, vari giochi che univano sia i bambini delle elementari, i ragazzi delle medie e delle superiori, e c'erano questi trampoli di legno e io ci ho provato, ci sono riuscita, però è veramente tanto tanto difficile ed erano alti la metà dei loro. Quindi io penso che sia veramente una di quelle arti, di quelle performance, insomma, veramente straordinarie. È anche molto antica e fa sempre il suo effetto, è molto d'impatto vedere creature così alte che si muovono così agevolmente. Sì, perché per loro è come se nulla fosse. Sì, incredibile Cioè la si dimestichezza. muovono come noi ci muoviamo in infradito. Questo è infradito. La c'entra infradito. Cioè stavo pensando al tacco, però col tacco già è difficile, infradito e piatto, in ciabatte, ci Guardi, muoviamo meno agilmente. Non ce la faccio più all'Indo, mi rimetto Lo gli devo occhiali. spiegare? L'avevate capita voi, non so. Scusatemi, ma ho bisogno di riposarmi un po'. Vai Principe, se chiudi gli occhi non ci accorgiamo. E niente, ha fatto la baldoria. Ha fatto la No, ma baldoria. io ho fatto la baldoria, ma tu mi hai dato il colpo di grazia. È stata pessima. Sì. No, dai. Che bravi. Ennesima edizione straordinaria del radiogiornale di Radio Torindao. Dopo aver perso notizie del misterioso uomo del futuro e dei suoi due bizzarri imitatori, viene annunciato l'arrivo alle porte della città di un affascinante uomo del passato. Benvenuto all'uomo del passato. Sta per arrivare un uomo del passato qui. Eh sì, sentiamo, chi sarà? Dove sarà? Ad accogliere l'uomo del passato. Ma che divertente vedere anche queste strutture con cui loro si organizzano i loro attrezzi di scena. Mi piace molto il teatro di strada,
devo dire che è sempre così coinvolgente. Ecco, finito tutto? È finito, Specolino, bravi! Bravissimi, bravissimi. Veramente, veramente bravi. Che fascino, che fascino. Oddio, sono arrivato al punto che quei palloncini mi sembravano dei bambini. Cioè, ma chi è che sta lanciando per aria i bambini? Cioè all'inizio volavano maiali, spazzolini scambiati per salsicce. Adesso tu vedi bambini che volano, che vengono lanciati, invece sono palloncini. Siamo veramente all'insegna della follia, è proprio carnevale qui in questo studio. Della surrealtà. Della surrealtà, bambini che volano, più surreali di così. A parte, se tu mi lanciassi, sarebbe vera questa cosa che lanci bambini? Non sarebbe surreale, diventerebbe reale. Vuoi che io ti lancio volentieri? No, già siamo un piano ho troppo dato. basso. Già ho dato, già sono stata lanciata. Sei stata lanciata la campanile, cosa vuoi da me? No, ma se vuoi Ma replichiamo. no, non voglio, sei comunque una presenza a volte interessante. Sono nata piccola, sono nata bimba. Guarda che c'è l'invasione di campo, bellissimi. Dici qualcosa, cosa succede? Sono stati coinvolti i bambini o si sono coinvolti da soli? Ah no, lo spettacolo che è itinerante si muove. Lo spettacolo è finito, stanno sistemando un po' di cose e quindi la gente un po' si sta spostando in altre zone. Però qui è finito, vediamo se riusciamo ad avvicinarci un po' agli artisti. Saranno stanchi, poverini. Da dove vengono? Chiedi un po' di notizie. Chi sono, da dove vengono? Da dove venite? Modena. Da Modena. Sono carini, Fai ciao! loro i Come vi complimenti chiamate? da parte nostra. Francesco e? Sono il pittor Lingua E Laura. E poi? Pazzo Teatro. Pazzo Teatro. Aspetta che ci spostiamo anche da te. Come ti chiami? Amalia. Bravi, carini, Bravissimi, giovani, Ragazzi da Pazzo freschi. Teatro vi salutano. Sì. Vi fanno i complimenti, siete stati bravissimi. Cari, sono anche carini, giovani e Ciao. carini. Giovani, Ciao. volenterosi, sono artisti, bravi, bravi davvero. Pensa quanto abbiamo sofferto tutti quanti, ognuno nel suo mondo, ognuno al suo livello, quando non potevamo esibirci Sì. e siamo stati considerati una categoria sacrificabile. Esatto, sacrificabile, ma sì, gli artisti, lasciamoli là. E invece guarda la gioia che sappiamo dare. Guarda che compito importante che abbiamo nella vita della gente. In generale, tutti quanti, anche qua con voi in forma virtuale, poco virtuosa, perché ormai stiamo proprio decadenti. Sì. Ogni volta sempre peggio, chissà che in questi pochi giorni che abbiamo di pausa riusciamo a riprenderci. Sì. A proposito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che si terrà il giovedì grosso, quindi giovedì 24 febbraio, qui in diretta su Televenezia, canale 71, oppure sui canali Facebook e YouTube ufficiali del Carnevale di Venezia. Tutti gli aggiornamenti potete trovarli sul sito ufficiale del Carnevale www.carnevale.venezia.it. Da Linda Pani e il Principe Maurice è tutto, però prima di lasciarci, a te l'onore degli sponsor. Institutional. Mettiti istituzionale. Come di consueto, un ringraziamento agli sponsor del Carnevale di Venezia 2022. Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Lavazza, American Express, Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. Grazie. Grazie mille a tutti quanti, grazie mille alla regia, grazie mille alla troupe, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito da casa, da lavoro, insomma da dove siete, ovunque, e buonissimo Carnevale, noi ci vediamo fra qualche giorno. Ciao! Ciao! Bye bye! Ciao regia! Fatemi a ballare che adesso ho fatto il...